Allora Giulia, diciamo che quella parata è stata fondamentale oggi per salvare il risultato del Vittorio Veneto. Continua il filotto e si va avanti così. Sì, la parata di per sé sicuramente è stata utile per il risultato e sono contenta di aver dato il mio contributo nuovamente a questa squadra. E certo è che dobbiamo continuare così perché non possiamo permetterci di sbagliare più, abbiamo già sbagliato troppo e quindi speriamo di andare avanti in questo modo. Proprio riguardo proprio della parata, sì, sarà stata anche centrale, però hai dovuto respingerla di forza perché poi sei caduta anche male, magari ti sei anche un po' fatta male dietro. Sì, per me diciamo che purtroppo sicuramente una caratteristica che non ho è l'altezza, di conseguenza per me tutte le palle sotto la traversa sono comunque complicate. Era sicuramente una punizione centrale, però appunto come dicevo per me sono tutte difficili, quindi ho cercato di fare quello che potevo, ringraziando il cielo una volta ogni tanto mi va anche bene e sono contenta insomma. Per quanto riguarda la tua squadra lì davanti, come l'hai viste oggi? Magari in primo tempo un po' sottotono, poi nel secondo tempo un altro vittorio. Sì, sicuramente, sì, siamo tornati insomma nella partita di campionato insomma dopo la Coppa e secondo me il primo tempo eravamo un po' spente, però con l'apporto del mister che sicuramente ci ha dato una spronata non indifferente in spogliatoio siamo riusciti insomma a tirare fuori quello che ci serviva per portare a casa i 3 punti, quindi sono contenta perché per la reazione insomma di tutta la squadra. Questa settimana c'è l'Unterland. Nella prossima proprio, e poi c'è un'altra partita impegnativa giù a Genova contro il Campomorone, c'è il ritorno di Coppa. Sì, Unterland è sempre una partita molto difficile perché loro sono una bella squadra ostica e ci mettono sempre in difficoltà. Ricordo che l'anno scorso abbiamo vinto 1-0 diciamo tirato alla fine. Quindi sì, siamo concentrate per la prossima, adesso dobbiamo archiviare insomma quello che abbiamo fatto oggi e prima affrontiamo Unterland in domenica, poi insomma a Genova ci penseremo e affronteremo lunedì e martedì quando sarà. Allora Laura, sempre presente in campionato e anche in Coppa, un tour de force per te diciamo così, comunque ottime prestazioni. Sì, diciamo che oggi secondo me è stata un po' sottotono in generale tutta la squadra. Secondo me dipende sia un po' da come abbiamo affrontato la partita, sia un po' da come ci siamo allenati in settimana, perché abbiamo caricato abbastanza fisicamente, quindi non eravamo proprio al top. Poi comunque questi allenamenti serviranno insomma per le partite che verranno, quindi sono benzina che abbiamo messo nelle gambe. Però diciamo che l'atteggiamento del primo tempo non è stato dei migliori e abbiamo sofferto molto. E alla fine nel secondo tempo ci siamo messi un po' meglio, abbiamo cambiato modulo e siamo riusciti a giocare di più palla e entrare con più facilità in profondità e in ali insomma. Quindi nel secondo tempo siamo riusciti abbastanza a gestire la partita e anche ad andare in vantaggio. È un'analisi dettagliata la tua, per quanto riguarda il campionato comunque Vittorio Veneto ha altri 3 punti oggi e questa era la cosa fondamentale. Allora, la cosa giusta da dire è che dobbiamo vincere tutte le partite, non vogliamo nasconderci, il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato e quindi per mantenere il passo dell'Ariozese dobbiamo vincerle tutte. Quindi in qualsiasi modo, giocando bene o giocando male, il nostro obiettivo è quello dei 3 punti. Meglio se la prestazione è buona, però come in questo caso se vinciamo senza che comunque il gioco sia espresso sia ottimale va bene insomma. L'importante sì, sono i 3 punti che fino a fine campionato dovremo fare in tutte le partite. Ora ci attende un trittico diciamo così, domenica, poi mercoledì in Coppa e domenica si rigioca ancora. Sì, abbiamo la partita di Coppa mercoledì a Genova anche con la trasferta, quindi molto impegnativa, e sabato la partita con l'Unterland, che è una delle squadre che comunque ci ha messo più in difficoltà sia in Coppa sia in campionato, perché è una squadra molto veloce che segna molto. Sì, l'importante è affrontarle tutte con lo stesso atteggiamento, quello giusto delle ultime 2 partite che abbiamo fatto, cattive subito nel primo tempo e anche nel secondo. E insomma se facciamo delle buone prestazioni poi i risultati vengono di conseguenza. Però mister, altra vittoria oggi, il campionato è ripreso dopo la Coppa, un Vittorio Veneto un po' così diciamo con qualche tossina magari di Coppa nel primo tempo, poi nel secondo tempo hai indovinato il cambio con Margherita Zanon e il gol di Giada Tomasi.
Allora, intanto faccio i complimenti alla Vicenza perché essendo una squadra giovane è veramente brava, quindi è determinata, lotta su tutti i palloni e ci ha dato molto filo da torcere, soprattutto il primo tempo che loro giocano col 3-5-2 e ci hanno messo in difficoltà. Dopo il secondo tempo noi abbiamo cambiato modulo, ho messo dentro la Marghe che con la velocità ha messo un attimino in crisi il Vicenza. Comunque è stata una partita che poteva finire benissimo in parità visto le poche occasioni da ambo le parti. Un episodio ci ha dato i 3 punti. Diciamo anche però che il Vittorio Veneto non ha rischiato praticamente nulla a parte una punizione dove Reginato era prontissima. Sì, non abbiamo rischiato niente, non abbiamo neanche costruito tantissimo, quindi poteva magari in una partita del genere un episodio risolverla. Siamo stati bravi al secondo tempo comunque entrare più cattive, più ordinate, e abbiamo alzato il baricentro di quei 10 metri rispetto al primo tempo, quindi magari i punti abbiamo meritato noi, comunque potevamo fare molto meglio. Ora c'è una tostissima sicuramente partita domenica prossima contro l'Unterland Amen in un campo un po' piccolo, assai difficile comunque giocare la palla. Come preparare la squadra? La squadra deve innanzitutto ritrovare le energie mentali, quindi l'entusiasmo, siamo primi in classifica, siamo sulle 8 squadre migliori d'Italia in Coppa Italia, quindi non vedo perché avere questo pessimismo. Andiamo su ad Unterland sapendo che è una battaglia, sapendo che prenderemo botte, sapendo che le daremo, quindi sono tutte cose che sappiamo già, abbiamo già provato sia l'andata che in Coppa Italia ad incontrare questi ragazzi, quindi non possiamo non essere preparati a questo. Una parentesi sulla Coppa, mister, te non eri qui con le ragazze per un problema familiare, comunque hai visto la partita e cosa ci puoi dire magari? Sì, le ragazze hanno interpretato quello che gli ho detto prima della partita, prima di andare via, in maniera ineccepibile, quindi sono state brave. Poi sono talmente intelligenti e sveglie che non ci sono problemi quando non c'è il mister, perché tanto sanno che cosa devono fare. È stata una bella partita e con una buona intensità e il primo tempo l'abbiamo giocata, adesso dobbiamo fare il secondo tempo a Genova, quindi partiamo con un gol di vantaggio e sarà dura ma ce la giocheremo. Allora mister Dori, un ottimo Vicenza rispetto a quello visto d'andata? Un buon Vicenza, sì, un buon Vicenza. Abbiamo avuto un periodo molto critico con l'inizio dell'anno, proprio l'inizio del 2019. E le ultime 2 partite, queste comprese, comunque abbiamo ripreso adesso un buon Vicenza. Poi ci si mette in preventivo che alcune partite tipo questa di vittoria magari è facile, può essere che si torni a casa senza bottino. Si misurano altri valori e i valori delle ragazze quest'oggi in campo sono stati buoni, sono stati di valore, cioè sono stati importanti. Comunque mister, lei dà sempre la massima carica alle sue ragazze perché la vediamo scatenata in panchina e questo non fa altro che bene insomma al morale anche. E anche al mio fegato. No, io cerco di mettere tutto sempre, io amo il calcio, amo profondamente il calcio e io non so giocare a calcio però, quindi do il mio contributo così, cercando di sostenerle il più possibile. È una battuta proprio, ci viene sul primo tempo quando hai richiamato la numero 11 che è la più giovane se non sbaglio. Sì. Ah, Gietta, la piccolina, sì, che si è fatta anche male, siamo un po' in pensiero. E lei è veramente piccola, lei ha compiuto 16 anni 2 settimane fa, quindi lei va guidata, insomma, poi va aiutata, va sostenuta, a parte che comunque ci sono già le ragazze le più vecchie del gruppo storico, il capitano e le altre ragazze che comunque hanno la grande capacità loro di guidare senza esasperare come il mister le più giovani in campo, però sono persone che vanno incoraggiate, incitate. Non è facile per una ragazzina che esce dagli esordienti trovarsi catapultata in prima squadra e a essere cosa è la quinta, sesta di ritorno. Le ha sempre giocate tutte con una certa costanza, a volte non è partita, però lei ha sempre giocato, quindi la bravura resterà sempre delle ragazze. La pratica, l'allenamento è quello che aiuta le ragazze a crescere, poi logicamente la domenica secondo me non bisogna lasciarle sole, ma però ripeto, io sono solo una parte veramente piccola. Chi fa il grande lavoro di incoraggiamento all'interno del campo sono proprio le ragazze del gruppo vecchio, diciamo, le senatrici, a loro va un grandissimo merito. Per quanto riguarda il campionato, mister, è sopra diciamo questa zona rossa per il momento e bisogna mantenere questa, insomma.
le prossime 2 partite sono fondamentali anche se vanno bene, perché comunque è fondamentale vincerle e poi dobbiamo trovare almeno altri 4-5 punti. Non è facilissimo trovare altri 4-5 punti, cioè penso che da domani c'è un altro Vittorio Veneto, tipo c'è l'Unterland, non è il Vittorio Veneto così bene, giocano così bene, ma è una squadra per noi difficile da superare, quindi noi sappiamo che dobbiamo vincere. Ponza, Oristano e poi dobbiamo tirare fuori altri 4-5 punti, non è facile, però a noi piacciono le cose non facili. Anche perché guardando il risultato di oggi il Monza ha perso solo 3-2 con l'Osio. Beh, noi siamo stati la prima squadra che non ha perso a Osio all'andata e avevamo anche fatto un bel calcio. Comunque fondamentalmente, giusto per la motivazione, ciò che ci lega tra staff tecnico e la squadra, oggi l'abbiamo anche approfondito, è proprio il fatto della resilienza, no? Noi sappiamo che questa situazione è difficilissima e siamo anche coerenti che non è così facile venirne fuori, cioè ti salvi all'ultima giornata se ti salvi, non prima. Quindi la situazione è questa. Come si deciderà magari alle ultime 2 partite il campionato? Sì, in generale. Chi è l'ultima che decide di retrocedere probabilmente... Parlavamo davanti, mister. Esatto, e chi va su. E chi va su. Comunque noi da buoni resilienti sappiamo che l'ostacolo è questo, dobbiamo per forza trarne un beneficio. Se siamo bravi a trarne un beneficio ci siamo salvati e quindi meritiamo anche di fare un'altra volta questo campionato. Se no vuol dire che dobbiamo imparare a crescere, imparare a vincere, quindi si scende.